Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Vedremo di occuparci dei fatti, alcuni dei fatti del giorno, intanto però la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani che si apre con le parole del ministro degli esteri russo, Lavrov, sul caso dell'Ucraina. Mosca spera che i colloqui del gruppo di contatto sulla crisi ucraina in programma oggi a Minsk siano dedicati innanzitutto all'obiettivo di concordare, senza alcuna condizione e immediatamente, il cessate il fuoco. Lo ha detto il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, intervenendo davanti agli studenti dell'Università MGIMO di Mosca. Non ci sarà un intervento militare russo in Ucraina. Mosca è per una soluzione esclusivamente pacifica di questa gravissima crisi, di questa tragedia, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, il quale invita l'Occidente a sedersi e a discutere invece di minacciare sanzioni. In ogni caso, ha aggiunto Lavrov, Mosca non sbatterà la porta in caso di nuove sanzioni occidentali e non uscirà dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, il WTO. Lavrov ha sottolineato inoltre che la decisione del Consiglio europeo dimostra che l'inerzia delle sanzioni resta molto forte. Il ministro della difesa ucraino, Valery Gyeletiej, ha affermato che le truppe russe sono presenti a Donetsk e nell'aeroporto di Lugansk, dove sono in corso aspri combattimenti tra militari di Kiev e reparti russi. All'aeroporto di Lugansk sono in corso combattimenti tra parà ucraini e un battaglione corazzato delle forze armate russe, secondo quel che ha reso noto l'ufficio stampa dell'operazione militare ucraina nell'est dell'Ucraina contro i separatisti filorussi. I ribelli filorussi dell'est ucraino hanno poi rivendicato di aver abbattuto un caccia nei cieli della regione di Donetsk, lo riferisce RIA Novosti. Secondo il sito russo Life News, i separatisti avrebbero fatto prigionieri 108 militanti del battaglione Donbass, costituito dalla Guardia Nazionale, nei pressi di Ilovaisk, nella stessa regione. Questo è l'argomento di apertura dell'agenzia ANSA. Il secondo titolo invece ha a che fare con un malore che ha avuto uno dei due Marò trattenuti in India, Massimiliano Latorre. È stato necessario il suo ricovero in ospedale. Il ministro della difesa Roberta Pinotti è volata stanotte in India per accertarsi delle condizioni del fuciliere di Marina, che comunque non sarebbero gravi. Latorre, secondo quel che si è appreso, ha reagito bene alle prime cure dei medici del reparto di neurologia dell'ospedale di Nuova Delhi, dove è stato ricoverato. Il ministro della difesa Pinotti si è recata in India per accertarsi personalmente delle condizioni di salute del militare e anche per stare vicino ai suoi familiari che in questo periodo sono a Nuova Delhi. I medici del Dipartimento di Neurologia dell'ospedale di Nuova Delhi, dove è ricoverato il fuciliere di Marina Latorre, dopo il malore accusato ieri, si sono dichiarati soddisfatti di come ha reagito alle prime cure. Lo si legge in un comunicato dello stesso Ministero della Difesa, dove viene ricordato che il ministro Pinotti si è recata subito in India per accertarsi di persona delle condizioni di salute di Latorre e essere vicina ai nostri fucilieri e alle loro famiglie, fa sapere Pinotti. Sempre poi dalla prima pagina dell'ANSA di stamani c'è ancora il dato economico a non corroborare le aspettative di una ripresa economica. L'indice delle piccole e medie imprese della manifattura italiana torna a contrarsi, a diminuire. Ritorna in diminuzione l'attività manifatturiera in Italia. L'indice delle piccole e medie imprese è sceso ad agosto a 49,8 punti da 51,9 di luglio, contro attese di un calo più contenuto. La soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo economico. Anche nell'Eurozona rallenta l'attività manifatturiera. L'indice PMI a livello Eurozona scende a 50,7 punti da 50,8 contro attese per un dato invariato. In Germania l'indice di produzione delle piccole e medie imprese cala più del previsto. Resta in contrazione il settore anche in Francia, scrive l'agenzia ANSA. E poi, sempre dal primo piano dell'ANSA, la situazione in Iraq. L'esercito americano ha lanciato nuovi raid aerei contro i jihadisti dello Stato islamico in Iraq, vicino alla città di Amerli e alla diga di Mosul. Lo ha reso noto il Pentagono ieri sera. Un carro armato dello Stato islamico è stato danneggiato vicino ad Amerli e un veicolo armato è stato distrutto non lontano dalla diga di Mosul, dice un comunicato del Dipartimento della Difesa. Un totale di 120 raid statunitensi sono stati condotti in Iraq a partire dall'8 agosto.
E poi ancora dalla prima pagina di stamani dell'agenzia ANSA: da venerdì scorso i mezzi della Marina Militare e della Capitaneria di Porto italiane, impegnati nell'operazione Mare Nostrum, hanno assistito quasi 4.000 persone. Il pattugliatore Diciotti ha a bordo 910 migranti, di cui non si conosce ancora la destinazione, anzi il porto di destinazione. La fregata Scirocco ha sbarcato sabato 323 persone a Napoli. La nave anfibia San Giusto, con a bordo 1.593 persone, arriverà domani a Reggio Calabria. In mattinata è arrivata a Salerno la fregata Fasan con oltre 1.040 persone, anzi con 1.040 persone. Mentre gli imam del Regno Unito, da conto ancora l'agenzia ANSA in primo piano di stamattina, scendono in campo per condannare i giovani musulmani che vanno a combattere in Siria ed Iraq. Gli imam del Regno Unito hanno emesso una fatwa, un editto religioso, contro gli jihadisti britannici dello Stato islamico, definendoli eretici. Il documento proibisce ai musulmani di arruolarsi fra le fila dell'oppressivo e tirannico Stato islamico e chiede anzi di opporsi alla sua ideologia velenosa. La fatwa arriva dopo che in Gran Bretagna è stato alzato l'allerta terrorismo con un attentato che viene definito altamente probabile per il timore che gli jihadisti tornino in patria dal Medio Oriente per compiere atrocità in Gran Bretagna. Nell'editto degli imam si legge anche che i musulmani hanno sì un obbligo morale ad aiutare le popolazioni di Siria e Iraq, ma senza tradire le loro società. Mi auguro che i nostri giovani ascolteranno quello che viene detto in questo documento, ha detto Muhammad Shahid Raza, capo imam della moschea di Leicester, Inghilterra centrale. L'importante presa di posizione della comunità islamica, scrive l'agenzia ANSA, arriva alla vigilia dell'intervento di David Cameron in Parlamento. Il Premier presenterà le nuove misure per contrastare il fenomeno del jihadismo. È previsto il ritiro dei passaporti agli estremisti che vogliono partire alla volta di Siria e Iraq. La novità è rappresentata da un divieto temporaneo a rientrare nel Regno Unito per i britannici che sono già all'estero, quelli che militano nello Stato islamico. Il progetto però è stato anche criticato in quanto, secondo alcuni, prevede una illegale sospensione del diritto di cittadinanza. Intanto non passa giorno che i media del Regno Unito non riportino preoccupanti video o messaggi di volontari jihadisti che lanciano appelli su internet. Il Sunday Times parla di una britannica convertita all'Islam che si sarebbe unita in matrimonio a Junaid Hussain, un hacker che ha sottratto in passato dettagli all'ex premier Tony Blair. La donna, che si fa chiamare Hussain al-Britani, potrebbe essere Sally Jones, una quarantenne madre di 2 figli che era stata una chitarrista di un gruppo rock femminile. Su Twitter, pubblicando anche una sua foto col velo integrale e il Kalashnikov, ha scritto che tutti i cristiani devono essere decapitati con un bel coltello spuntato. Sarebbe partita alla volta della Siria alla fine dell'anno scorso. In Inghilterra si sono perse le tracce di lei e dei suoi figli. La sua vicenda è collegata a quella dell'omicidio del giornalista americano James Foley. Il suo presunto marito Junaid, infatti, sarebbe andato a combattere in Siria tra le file dello Stato islamico con l'amico Abdelmajed Abdelbari, l'ex DJ di Londra diventato jihadista. Entrambi sono sospettati per la morte di James Foley, barbaramente decapitato. Queste le notizie di primo piano dell'agenzia ANSA in questo momento, stamani. A proposito dell'operazione Mare Nostrum, però, abbiamo citato, e adesso vediamo di capirne un po' di più, il documento, il dossier pubblicato oggi sul Corriere della Sera a firma di Fiorenza Sarzanini, che cerca di dare conto delle richieste di Alfano all'Europa in tema di gestione di quello che sarà il futuro dell'operazione Mare Nostrum, ribattezzato in salsa europea Frontex Plus. Che differenze ci saranno? Cosa chiede Alfano? Quali sono le intenzioni del Ministero dell'Interno e del Ministro italiano? Almeno 5 navi e 2 aerei per pattugliare il Mediterraneo e affiancare i mezzi che già ci sono, in modo da disporre di una flotta di 10 unità in mare e 4 in aria. Il Ministero dell'Interno italiano sta mettendo a punto il piano di intervento da sottoporre all'Europa per affrontare l'ondata migratoria sempre più imponente. Il Ministero degli Interni ha anche calcolato lo stanziamento economico necessario a sostenere la missione che dovrà sostituire Mare Nostrum, con un obiettivo però. Il ministro Alfano vuole garantire il soccorso di quelle persone che si affidano agli scafisti e sempre più spesso non ce la fanno a coprire la traversata dal Nord Africa all'Italia. Il rischio, infatti, secondo Alfano,
è quello di trasformare l'operazione europea Frontex Plus, che dovrebbe prendere il posto di Mare Nostrum, in un'operazione solo di polizia, che mira a respingere anziché accogliere i migranti. E invece, quanto fatto finora dall'Italia, con una missione costata 300.000 euro almeno al giorno, ha dimostrato l'importanza di creare una linea di controllo per cercare di evitare i naufragi, anche se questo comporta un impegno per l'accoglienza che non ha precedenti e che la stessa Unione Europea è stata costretta a riconoscere dopo aver sottolineato le difficoltà per l'Italia di farsene carico direttamente. L'ultimo telegramma che il ministro Alfano ha spedito 2 giorni fa ha intanto allertato i prefetti per l'assistenza degli immigrati, ormai ben oltre la soglia delle 115.000 persone. Stranieri, per lo più richiedenti asilo, che il responsabile del Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno, Mario Morcone, prefetto, deve sistemare nelle strutture messe a disposizione dagli enti locali tra 1000 difficoltà e 1000 resistenze, scrive Fiorenza Sarzanini, cercando di dar conto di cosa in sostanza vuol fare il Ministero degli Interni italiani e il governo e il ministro Alfano. Gli sbarchi non accennano a fermarsi, anzi rischiano di aumentare nelle prossime settimane. Ormai la media è di 5.000 arrivi a settimana, 70.000 i migranti sbarcati sulle nostre coste solo tra giugno e agosto. Il negoziato del ministro dell'Interno Alfano con gli altri stati europei comincia domani. È prevista una missione del ministro Alfano a Berlino e a Madrid. L'obiettivo del ministro è quello di ottenere il consenso a una condivisione tecnica dell'emergenza per creare un dispositivo stabile ed efficace, fa sapere il Ministero dell'Interno. La Francia ha risposto positivamente alla richiesta di partecipazione alla missione. Con la Germania e la Spagna la strada è in salita. L'atteggiamento del governo spagnolo è infatti di chiusura rispetto ai flussi che arrivano dal Nord Africa. I tedeschi hanno più volte sottolineato di avere già il proprio carico di stranieri, dovendo fronteggiare gli arrivi attraverso le frontiere di terra. Non a caso la strategia italiana, spiega Fiorenza Sarzanini, è quella di sollecitare uno sforzo anche minimo, che però consenta di poter contare sulla partecipazione di tutti gli stati confinanti. Resta da sciogliere il nodo di chi ha raggiunto alcuni paesi europei senza essere stato identificato dalle autorità italiane attraverso fotosegnalamento. Nei giorni scorsi le autorità di Svezia e Svizzera, affiancate da quelle di Germania e Francia, hanno annunciato la volontà di applicare il Trattato di Dublino, cioè riaccompagnare alla frontiera italiana gli stranieri richiedenti asilo che sono approdati sulle coste italiane e poi hanno varcato il confine senza documenti di identificazione, cioè il permesso provvisorio che viene rilasciato a chi presenta istanza di asilo. La decisione, che dovrebbe essere discussa nei prossimi giorni, riguarda tra 5.000 e 10.000 migranti. La trattativa che impegnerà Alfano a partire da domani riguarda poi anche gli stanziamenti economici che ogni Stato e più in generale l'Unione Europea sono disposti ad affrontare per gestire il problema dei profughi, anche tenendo conto che le stime degli analisti non prevedono alcuna diminuzione dei flussi per le prossime settimane. Il progetto studiato dal Ministero dell'Interno prevede di impiegare i mezzi navali e aerei attualmente impegnati nelle spedizioni Hermes nel tratto di mare antistante la Sicilia e Eneas, che coinvolge la zona di fronte alla Calabria, e attualmente finanziati dall'Unione Europea, che scadono il 30 novembre. Gli esperti, coordinati dal direttore Immigrazione e Polizia di Frontiera del Ministero dell'Interno, Giovanni Pinto, hanno calcolato che ai 6 mezzi navali e ai 2 aerei già utilizzati si dovrebbero aggiungere dalle 3 alle 5 navi, oltre ad altri 2 aerei che possono sorvolare l'area spingendosi in prossimità delle coste africane. Il costo stimato per la messa in mare dei mezzi è di 500 euro all'ora. Su questo è presumibile si scatenerà la battaglia più pesante all'interno dell'Unione Europea, visto che il commissario per gli affari interni Cecilia Malmström aveva già evidenziato la mancanza di risorse, di fondi. Per tentare di aggirare queste resistenze, Alfano appare intenzionato a trattare direttamente con i governi la messa a disposizione degli stanziamenti, consapevole che l'esito positivo è tutt'altro che scontato, cioè si profila un'altra figuraccia, a partire però dall'intenzione del Ministero dell'Interno italiano di verificare, di essere certo, diciamo così, che la missione europea non diventi una missione di sola polizia, perché la finalità del ministro Alfano è quella
di garantire la traversata a coloro che sono definiti appunto i migranti dal Nord Africa, questo in sede europea. A proposito però della missione Mare Nostrum, c'è da segnalare un commento del quale non abbiamo dato conto della scorsa settimana, di giovedì 28 agosto, è comparso su Italia Oggi a firma di Domenico Cacopardo. Mare Nostrum oppure Monstrum? Quanto ci costano tutti i volontari a pagamento? La semplice presenza delle navi italiane ha incentivato gli imbarchi dalle coste libiche. L'operazione Mare Nostrum ha parecchi evidenti elementi critici, scrive Cacopardo. La semplice presenza delle navi italiane, questo è un fatto, ha incentivato, fino ad arrivare ai numeri incredibili che abbiamo dato prima, gli imbarchi dalle coste libiche. Gli scafisti ora viaggiano con mezzo serbatoio, cioè quanto basta per andare nella zona pattugliata, mollare le persone e rientrare in porto per un altro viaggio. Ci sono quelli che sfuggono a guerre e persecuzioni tra coloro che si imbarcano, ci sono quelli che fuggono da condizioni di vita misere, quelli che vengono per svolgere la missione di infiltrarsi in Europa in attesa del momento buono per scatenare l'inferno. Sono accolti da una vasta varietà di persone che operano sotto l'impermeabile, da noi, in Italia, scudo di una ONLUS, di un'organizzazione senza fine di lucro, di una cooperativa o di un'organizzazione non governativa, il cui lavoro però viene pagato dallo Stato, cioè dai cittadini. Sarebbe interessante sapere, si domandava Domenico Cacopardo nell'articolo di Italia Oggi dello scorso giovedì, a quanto ammonta il fiume di denaro che viene dispensato a questi volonterosi volontari per il loro lavoro e per l'assistenza agli immigrati. Al loro costo va aggiunto quello di Mare Nostrum, l'operazione per le navi e per gli oneri di missione del personale addetto, che potrebbe essere stato equiparato a quello che opera in zona di guerra. Se così fosse, questo significherebbe soldi e nastrini, cioè carriera per ufficiali e sottufficiali, e soldi molti per tutti, scrive Cacopardo. Prima di procedere alla missione di qualcuno nel territorio nazionale, poi, secondo le leggi vigenti, sarebbe necessario identificare questa persona per stabilire a quale categoria di migrante appartenga. Per concedere lo status di rifugiato occorrerebbe poi un provvedimento amministrativo, ma la sensazione, confermata da operatori del settore, è che ci sia un ordine ufficioso di chiudere gli occhi, consentendo a tutti di sfuggire dai centri di raccolta e di andarsene dove vogliono. Da qui le proteste dei paesi del nord Europa che, non essendo documentato il luogo di sbarco, non possono respingere gli illegali identificati nei loro territori. E da qui anche ciò che racconta Fiorenza Sarzanini, che abbiamo letto prima, cioè la probabile volontà, in particolare di Svezia, Svizzera, Germania e Francia, l'hanno già annunciato, di applicare il Trattato di Dublino, cioè sostanzialmente riaccompagnare alla frontiera italiana senza alcuna deroga tutti gli stranieri richiedenti asilo che sono arrivati dall'Italia e poi hanno varcato il confine senza documenti di identificazione, cioè non venendo identificati dagli italiani. Ma ci sono altre due considerazioni che fa ancora nell'articolo di giovedì scorso Domenico Cacopardo su Italia Oggi, dopo la pubblicità. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella nuova sede di Treviolo, 5.000 metri dedicati al riposo e per festeggiare in tutti i nostri punti vendita tante nuove promozioni e saldi sui prezzi già scontati. Siamo aperti tutto il mese di agosto, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. O vai su pentadent.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo allora all'articolo di Domenico Cacopardo giovedì scorso su Italia Oggi. Altre due considerazioni sull'operazione Mare Nostrum.
La mancata identificazione dei soggetti che arrivano impedisce di vietare l'accesso a coloro che erano già stati espulsi e manca del tutto un'analisi sanitaria personale che consenta di stabilire se i nuovi venuti siano portatori di malattie infettive, il che rappresenta un problema gravissimo alla luce dell'epidemia del virus Ebola. Il metodo è quello per cui siamo conosciuti e disprezzati nel mondo, cioè la furbizia. Non si tratta di attività solo caritatevoli. Se destinassimo quanto spendiamo per Mare Nostrum e conseguenze per aiuti diretti sul posto, certo non in zone di guerra, ma là ci sono organizzazioni internazionali che cercano di soccorrere gli sventurati, probabilmente otterremmo risultati più significativi. Si tratta di una questione politica da affrontare con un unico strumento, la ragione, che suggerisce di evitare un'invasione pericolosa e incontrollabile. Talmente incontrollabile che le autorità di pubblica sicurezza e l'AISI, il servizio segreto interno, non sono in grado di monitorare i centri culturali e religiosi islamici e le moschee per individuare chi e dove fa propaganda e proselitismo terroristici. La recente espulsione di un imam è dovuta alla segnalazione del Mossad, del servizio segreto israeliano, che supplisce al pressapochismo e alle inefficienze nazionali italiane. Con freddezza, scrive ancora Cacopardo, si deve ammettere che dal punto di vista della prevenzione del terrorismo siamo tornati all'anno zero, con l'aggravante che rispetto al cosiddetto lodo Moro di cossidiana memoria, cioè il via libera al passaggio dei terroristi a condizione che non ci siano attentati in Italia, oggi la situazione è completamente cambiata e nessuno può garantire alcunché. La situazione internazionale è talmente deteriorata da far prevedere presto uno showdown tra gli stati che vogliono sbarrare il passo all'estremismo e i regimi e le forze radical terroristiche che stanno dilagando in Asia, Africa e anche Europa, scrive Cacopardo in questo commento che è comparso la settimana scorsa, giovedì 28 agosto, su Italia Oggi. Tornando invece alle cronache, non c'è direttissima attinenza con l'operazione Mare Nostrum, anzi, questo invece è un problema cronico, e in particolare milanese, però il racconto di Andrea Galli oggi sul Corriere della Sera, in cronaca di Milano, è abbastanza impressionante sul fatto delle occupazioni abusive di case pubbliche a Milano. La geografia della Milano reale ha un nuovo fronte, scrive il cronista del quotidiano di Via Solferino, che la Milano reale che in questi ultimi mesi spesso coincide con la geografia delle case popolari. Il nuovo fronte è quello delle torri di Via San Dionigi a Milano, estrema periferia sud-est, e in particolare il palazzo al Civico 42. Nella spartizione del racket, per esempio, fra romeni che governano Via degli Etruschi e italiani che resistono in Via Tommei, via vicina, bisogna aggiungere i nomadi, in maggioranza di nazionalità romena, che fino ad agosto, per una decina d'anni, avevano vissuto nel campo di Via San Dionigi. Nel tempo l'insediamento, nato con la giunta Moratti, chiuso recentemente dalla giunta Pisapia, aveva dato gioie e dolori. Giovanissimi talenti musicali erano arrivati a esibirsi coi loro violini in Duomo davanti a un commosso Dionigi Tettamanzi, il cardinale, così come dall'altra parte discariche abusive, covi di ricettazione di merce rubata e fortini di pregiudicati. In base a un forse discutibile piano, al Civico 42 di Via San Dionigi ci sono appartamenti dell'Aler pubblici abitati da balordi e da poliziotti. All'Aler, proprietaria del palazzo e di quelli confinanti, credevano che gli opposti potessero magicamente creare un'armonia. Le ultime notizie dicono che nel condominio hanno cadenza quotidiana gli assalti sempre condotti dai Rom, i quali se ne fregano del rischio di incontrare per scale e ballatoi un agente di polizia, ma girano alla ricerca di uno degli alloggi vuoti e mai assegnati. Gli abitanti regolari, che pagano l'affitto, giustamente protestano e temono, alla stessa maniera di quanto è successo in via Tommei 4, dove i cittadini che hanno segnalato al Corriere stesso le emergenze preferiscono non comparire con nome e cognome. Anche in via San Dionigi è pratica diffusa l'anonimato. Chi ha parlato, viene raccontato, per cominciare si è ritrovato escrementi umani sullo zerbino come avvertimento. In via San Dionigi i citofoni non funzionano. Una scritta sul pannello dei campanelli lo segnala e aggiunge che il cancello è aperto e si può tranquillamente entrare.
In un angolo, ammucchiati, racconta il cronista del Corriere della Sera, Andrea Galli, ci sono reti di letto, mobiletti scassati, sedie, un bidone che all'interno ha dei rotoli di carta igienica, 14 bicchieri di plastica, poi ancora ci sono una lampada, cassetti di varie dimensioni e misure, un rubinetto, la tazza di un gabinetto. Un residente di mezza età, senza denti e in sandali, con addosso l'ansia, si guarda sempre alle spalle, fissa i balconi del palazzo, casomai qualcuno stia guardando lui. Ci dice, racconta il cronista del Corriere, che tutto questo materiale è il residuo di sgomberi e occupazioni, nel senso che sono stati buttati sia pezzi d'arredo ed elettrodomestici degli alloggi ripuliti dalle istituzioni, sia tutto quello che gli occupanti abusivi hanno invece trovato all'interno di un appartamento che hanno occupato. Non avevamo detto prima che gli abusivi prendono di mira gli appartamenti liberi e non assegnati? Vero, fino a un certo punto, perché gli invasori azzardano. Assaltano anche abitazioni i cui proprietari sono fuori casa, magari anziani ricoverati. Per intanto gli occupanti abbattono e entrano, dopodiché se i vecchietti torneranno si vedrà. Insomma, non è il caso di preoccuparsi adesso. Si viene a sapere che ieri altri 3 alloggi sono stati conquistati in via Emilio Fa di Bruno, zona Molise Calvairate, quartiere più gravato dalla piaga delle occupazioni. Nel vuoto causato dal rimpallo delle responsabilità fra Comune, Regione e Aler, le scorribande hanno battuto ogni record. Non c'è più freno. Subito dopo lo sgombero di via San Dionigi, il Comune aveva organizzato servizi del territorio per evitare l'occupazione di nuovi campi e la nascita di nuovi ghetti, offensivi per i nomadi e soprattutto per gli abitanti, eppure le occupazioni proseguono. Come fare per prevenirle? Rischia di diventare la domanda dell'autunno milanese, sempre che una tragedia non anticipi i tempi. Una paura gira tra abitanti e forze dell'ordine, che si debba aspettare il morto perché finalmente si muova qualcuno, scrive Andrea Galli sul Corriere della Sera a proposito di Milano. Mentre per rimanere ad altre questioni, poi invece parliamo di un paio di questioni che riguardano l'attività del governo più in senso lato, però c'è una notizia a proposito di brutte pagine di cronaca orrende della scorsa settimana che è stata raccontata parzialmente da Fabio Cavalera sul Corriere della Sera e che poi è stata completamente ignorata. Ed è una notizia che viene dall'Inghilterra. Su questo, sempre giovedì scorso, 28 agosto, il commento sul giornale di Nicholas Farrell, che mi pare sia rimasto sostanzialmente isolato anche davanti all'enormità della notizia. Nella mia Inghilterra gli immigrati sono liberi di stuprare, era il titolo del pezzo di Farrell sul giornale, a proposito dell'ennesima deprimente notizia che sembra provenire da un paese musulmano della cosiddetta primavera araba e invece proviene, scriveva Nicholas Farrell, dal mio paese natale, la cosiddetta Gran Bretagna. Mi fa orrore la notizia anche perché ho 3 figlie piccole di origini anglo-italiane. La notizia è questa: nella città di Rotherham, popolazione 117.000 persone, nella contea di Yorkshire a nord del paese, branchi organizzati di inglesi musulmani di origine pakistana hanno sistematicamente abusato di 1.400 ragazze minorenni, la maggior parte sotto i 16 anni, dal 97 al 2013 a livelli industriali, scrive Farrell. Le hanno trattate da schiave, davano loro alcol e droghe, le sottomettevano ad ogni umiliazione sessuale, stupro di gruppo compreso. Le minacciavano con pistole, a volte le innaffiavano pure di benzina. Le chiamavano white trash, spazzatura bianca, o anche white bitch, puttane bianche, e dovevano stare zitte, altrimenti venivano minacciate loro e le loro famiglie. La cosa ancor più allucinante, scrive Farrell, è che tante di queste ragazzine erano state affidate in passato ai servizi sociali del comune, cioè provenivano da famiglie già disagiate. Tante di loro hanno cercato di denunciare i colpevoli, ma nessuno le ascoltava. Erano trattate come prostitute, non solo dai loro aggressori, ma anche dai loro protettori. Ora, una commissione indipendente diretta dalla professoressa Alexis Jay ha pubblicato un rapporto sullo scandalo e ha concluso che gli assistenti sociali, ma anche la polizia della città di Rotherham, sono colpevoli di negligenza grave. Entrambi erano in possesso di tutti gli elementi necessari per arrestare quei mostri musulmani di provenienza pakistana, ma non hanno mosso un dito.
per un motivo, perché sia gli assistenti sociali che la polizia avevano paura di essere etichettati come razzisti. Se succede una cosa simile in Inghilterra, scriveva Nicholas Farrell nel commento di giovedì scorso su Il Giornale, questa storia poi non è stata più ripresa né a livello di cronaca né di commento, se succede una cosa simile in Inghilterra può succedere e succede anche qui da voi, scrive Farrell, in Italia, perché in Italia come in Inghilterra, come ovunque in Europa, regna la stessa maledetta ideologia. Proviamo a immaginare il contrario. 1400 ragazze musulmane abusate sistematicamente per più di 10 anni da branchi organizzati di uomini bianchi che le chiamano black trash, spazzatura nera, e lo Stato che sa tutto ma tace. Sicuramente gli imam residenti in Inghilterra tutti dichiarerebbero una jihad. I colpevoli, nel caso di Rotherham, hanno scelto apposta vittime bianche, non nere o scure. Volevano stuprare solo ragazze bianche. Non ci sono dubbi, i nostri amici musulmani del Pakistan sono razzisti. L'abuso non fu solo sessuale, ma razziale. Ancora adesso però, scriveva Nicholas Farrell, gran parte della sinistra inglese fa lo struzzo e continua a blaterare. Non c'entrano le motivazioni razziali dei colpevoli e figuriamoci la loro religione. La BBC, il baluardo della political correctness, e The Guardian, che è la Repubblica inglese, non parlano a riguardo di pakistani e neanche di musulmani, ma solo al limite sottovoce di asiatici. Lo scandalo è venuto alla luce solo grazie a un'indagine della stampa inglese, in particolare del quotidiano The Times. I giornalisti coinvolti sono stati diffamati dai politici locali di sinistra come bugiardi e razzisti. Scandali simili, però, sono stati scoperti in altre 13 città al nord dell'Inghilterra. Finora 56 uomini di origini pakistane di fede musulmana sono stati condannati, ma questi sono forse solo la punta dell'iceberg. Non è un nostro diritto, concludeva Farrell, dire che quelle povere ragazze sono state vittime di abuso sessuale e razziale. È un nostro dovere.
Johannes Brahms, intermezzo, opera 118, numero 2 in La maggiore, al pianoforte l'esecuzione di Arthur Rubinstein. Intanto l'agenzia ANSA ha aggiornato la sua prima pagina con la dichiarazione del premier polacco Donald Tusk, nominato presidente del prossimo Consiglio dell'Unione Europea in sostituzione del belga Van Rompuy. Tusk ha messo in guardia dalla guerra in Ucraina e da atteggiamenti di ingenuo ottimismo, ha detto, in Europa. Settembre 1939 non deve ripetersi in Ucraina, ha detto, parlando a Danzica, in occasione di una commemorazione dell'attacco tedesco alla Polonia di 75 anni fa. Non si ripeta il settembre del 39, il parallelo storico, come a dire, Putin è il nuovo Hitler sostanzialmente. O comunque questo è senz'altro uno dei sottintesi, piuttosto chiari peraltro, del paragone e del richiamo storico. Mentre tornando alle questioni irachena, che non è così lontana come abbiamo ben capito in queste settimane, la cronaca intanto, Pietro Del Re su Repubblica si occupa della liberazione della città di Amerli. I Peshmerga curdi, i combattenti, sono entrati per primi, poi i soldati iracheni e le milizie sciite, ed è finito così l'incubo di questa cittadina di 20.000 abitanti, 160 km a nord di Baghdad, stretta dal 18 giugno nell'assedio degli squadroni dello Stato islamico. Dopo 73 giorni nel terrore di finire in mano agli jihadisti, l'accerchiamento di questa popolazione, ritenuta doppiamente apostata perché turcomanna e perché sciita, è stato infranto e appena ci saranno le condizioni per creare un corridoio umanitario, come si suol dire, migliaia di bambini, donne e malati che da settimane vivono con pochissimi viveri e medicine saranno evacuati verso le città del Kurdistan iracheno, Erbil e Kirkuk. A rompere l'accerchiamento è stata un'operazione militare lanciata dagli uomini dell'esercito federale iracheno insieme ai combattenti curdi e alle milizie sciite, spalleggiati dai caccia iracheni e statunitensi. È dunque bastata la volontà di Washington e la concertazione tra gli eserciti locali per mettere fine a una tragedia che stava per trasformarsi in un ennesimo eccidio a opera delle squadre dello Stato islamico. Sul terreno la situazione è ancora molto precaria, racconta l'inviato di Repubblica, perché i fondamentalisti islamici sono ancora accampati in alcuni settori della città di Amerli, a pochi chilometri dal centro, e si continua a sparare. In queste ultime settimane, armati di vecchi Kalashnikov e di doppiette arrugginite, gli uomini della cittadina hanno strenuamente difeso la loro città. Le poche volte che gli elicotteri iracheni lasciavano cadere viveri, quasi inveivano alzando i pugni al cielo, perché al posto di taniche d'acqua e razioni alimentari avrebbero preferito ricevere lanciarazzi e fucili di precisione. E chissà quanti di questi combattenti della città di Amerli improvvisamente sono caduti sotto il piombo delle armi, sicuramente più sofisticate e potenti degli jihadisti. Da 10 giorni lo Stato islamico aveva deciso di inviare alle porte di Amerli postazioni di mortaio. Da allora la cittadina e le sue barricate sono state pesantemente colpite. L'intervento su Amerli è anche una vittoria, ricorda l'inviato di Repubblica Pietro Del Re, per Marzio Babille, medico triestino, 62enne, rappresentante UNICEF in Iraq, che per primo 2 settimane fa, proprio su Repubblica, aveva denunciato l'agonia dei turcomanni sciiti di Amerli. Dice adesso Babille, che da giorni è in stretto contatto col sindaco della città e col capo delle milizie locali, che al momento nessun abitante di Amerli ha ancora potuto lasciare la città. Ma siamo pronti, dice il medico triestino, a intervenire massicciamente per evacuare 3.500 bambini appena ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie. Abbiamo approntato il nostro piano da tempo e aspettiamo solo di poter intervenire. Il momento dovrebbe essere molto vicino. Sabato scorso, poi, racconta ancora l'inviato di Repubblica, quando si è messa in moto la macchina degli interventi militari e umanitari, Stati Uniti, Australia, Francia e Gran Bretagna hanno paracadutato circa 40.000 litri d'acqua e 7.000 pasti. In quel momento le truppe di terra cominciavano la loro avanzata verso Amerli, prima con la riconquista di una ventina di villaggi e poi con l'ingresso in città, dove i soldati di questa inedita alleanza sono stati acclamati come liberatori. Ora sono tutti alla ricerca di mine antiuomo disseminate dagli islamisti in fuga, ma per i soldati di Baghdad questa operazione è il più grande successo militare dal momento in cui è partita l'offensiva dello Stato islamico.
E l'inviato di Repubblica Pietro Del Re intervista anche Ali Azhar, 56 anni, insegnante della cittadina di Amerli. Stavano per massacrarci tutti, dice l'uomo, sarebbe accaduto nelle prossime ore perché ormai erano vicinissimi a noi. Agli uomini che erano sulle barricate per difenderci, gli jihadisti urlavano che una volta conquistata la città li avrebbero uccisi tutti, avrebbero stuprato le loro donne e i loro figli, ma con le minacce hanno reso i nostri combattenti più coraggiosi, anche se in questo momento siamo tutti felici, dice l'uomo, intervistato da Repubblica, domani o tra una settimana le nostre inquietudini risorgeranno intatte e ci chiederemo se lo Stato islamico è davvero così forte come sembra, se continuerà a perseguitarci noi turcomanni sciiti come fa da mesi e non solo qui ad Amerli. Soprattutto ci domanderemo se non converrebbe anche a noi, come hanno fatto altri, cristiani e yazidi, lasciare le nostre case e le nostre terre per rifugiarci nel sud del paese a maggioranza sciita. Così Repubblica, con l'intervista anche ad Ali Azhar, 56enne insegnante di Amerli, la città turcomanna sciita, nella quale è stato rotto l'assedio. In sostanza, dopo 73 giorni, Peshmerga e i soldati di Baghdad hanno sfondato le linee dello Stato islamico, entrando in città con il supporto dei raid aerei statunitensi, anche se si continua a sparare. Su un piano più generale, abbiamo citato stamani rapidamente l'articolo di Gian Michalessin sul Giornale sulle 10 mosse politiche e non solo militari per sconfiggere lo Stato islamico e gli jihadisti. Più che una strategia, però, sarebbe un balzo in una palude per purgare i propri errori, quello che dovrebbe fare Barack Obama, scendendo a patti con tutti i suoi principali nemici o con coloro che aveva comunque dichiarato come nemici, da Putin ai leader iraniani fino al presidente siriano Bashar al-Assad, e mettendo all'angolo nazioni considerate amiche come la Turchia di Erdogan e il Qatar di Al-Thani. Barack Obama però non ha più scelta, scrive oggi il Giornale, abbandonando l'Iraq, appoggiando le primavere arabe dei fratelli musulmani e puntando sull'Ucraina per indebolire la Russia di Putin, il presidente degli Stati Uniti ha messo insieme una matassa di errori quasi impossibile da districare. I semplici palliativi come le armi ai curdi o la formazione di una coalizione evocata dal segretario di Stato John Kerry non bastano più. Per non venir ricordato come il presidente responsabile della ascesa dello Stato islamico in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale, Barack Obama ha bisogno di una nuova visione politica di largo respiro e per molti versi rivoluzionaria, e il Giornale con Gian Michalessin cerca di metterne insieme 10 possibili punti chiave di un'azione politica da parte del presidente americano che non è affatto detto che ci sarà, anzi. Secondo Michalessin il punto primo è il ritorno al passato in Iraq, perché in Iraq tra il 2006 e il 2009 il generale David Petraeus vinse la guerra ad Al-Qaeda. In che modo? Riconquistando la fiducia delle tribù sunnite e affidando alle forze speciali l'eliminazione dei capi terroristi Sheikh Ali Hashtem al-Suleiman, emiro della più larga tribù sunnita. Si è già rivolto all'amministrazione Obama per offrire la propria collaborazione contro lo Stato islamico. Finora non ha ricevuto risposta. Gli Stati Uniti potrebbero riallacciare i contatti e rilanciare una strategia simile a quella che utilizzò a suo tempo il generale Petraeus fino al 2009. Secondo punto di una possibile revisione delle proprie politiche da parte del presidente americano, gli accordi con l'Iran e l'installazione di un uomo forte a Baghdad. Per arrestare la disintegrazione dell'Iraq, Washington potrebbe favorire d'intesa con l'Iran la nascita di un governo di salute nazionale composto da curdi, sunniti e sciiti sotto la presidenza di un uomo forte, capace di riscuotere la fiducia di tutte le componenti etnico-religiose. L'Iran si è già dimostrato disponibile quando ha abbandonato al proprio destino il premier al-Maliki, responsabile della politica settaria che ha permesso allo Stato islamico di far proseliti tra la componente sunnita. Un terzo punto di radicale revisione però della politica statunitense dovrebbe prevedere l'intesa regionale sia con l'Iran che con i sauditi. Un accordo sul nucleare potrebbe gettare le basi per un'intesa segreta tra americani, sauditi e iraniani per combattere il califfato. La minaccia dello Stato islamico ha infatti già spinto anche i sauditi, nemici storici dell'Iran sciita, a rivedere i rapporti con l'Iran.
L'incontro della scorsa settimana tra il ministro degli esteri saudita e un vice ministro iraniano è stato il più importante incontro bilaterale dai tempi dell'elezione del presidente iraniano Hassan Rouhani, il nuovo presidente dell'Iran. Quarto punto, va ridimensionata la Turchia. La Turchia di Erdogan, nonostante l'appartenenza all'Alleanza Atlantica, alla NATO, ha garantito ospitalità e libero transito ai terroristi dello Stato islamico diretti in Siria. Tra le file dell'ISIS, dello Stato islamico, combattono centinaia di jihadisti turchi. Il greggio dei pozzi siriani controllati dallo Stato islamico viene venduto proprio in Turchia. Per convincere Erdogan a cambiare politica, gli Stati Uniti possono sospendere la collaborazione di intelligence cruciale per la lotta della Turchia contro i ribelli curdi del PKK. E gli stessi miliziani del PKK, che in Siria sono nemici dello Stato islamico, potrebbero entrare nella coalizione anticaliffato. Altra mossa necessaria: isolare il Qatar. Gli appoggi finanziari destinati allo Stato islamico transitano dal Kuwait e dal Qatar. Il Qatar ha dirottato ai capi militari dello Stato islamico molti degli aiuti destinati ai ribelli siriani. Gli arsenali di Gheddafi, caduti nelle mani dei gruppi islamisti libici, sono arrivati nei santuari turchi dello Stato islamico con la complicità dell'Emirato del Qatar. Washington e paesi europei partner commerciali del Qatar potrebbero minacciare la rottura di tutti i rapporti e l'imposizione di sanzioni. Un altro punto essenziale è riallacciare i rapporti con la Siria. Stati Uniti ed Europa dovrebbero riaprire il dialogo con Damasco per trovare una soluzione negoziale al conflitto e isolare lo Stato islamico. A Homs e in altre zone il regime ha già ottenuto la resa dei ribelli moderati, garantendo in cambio amnistia e reintegrazione sociale. I ribelli moderati potrebbero venire integrati nelle unità governative impegnate nella lotta al califfato, mentre Stati Uniti e NATO potrebbero limitarsi a fornire copertura aerea e collaborazione di intelligence. Va poi chiuso, scrive ancora Gian Michele Sin, immaginando ciò che sarebbe razionale fare anche dal punto di vista della politica statunitense, ma ribaltando di fatto ciò che ha fatto finora Barack Obama, chiudere il grande arsenale della Libia. Dopo i recenti successi delle milizie islamiste, la Libia è la grande retrovia dei terroristi islamici attivi in Egitto. Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi sono intervenuti con i propri aerei per bombardare le postazioni jihadiste. Stati Uniti, NATO ed Europa sono rimasti per ora a guardare. Gli Stati Uniti potrebbero decidere ora di fornire sostegno diretto alle milizie anti-islamiste e l'Italia, grazie a una conoscenza delle dinamiche locali, potrebbe essere chiamata a giocare un ruolo. Ottavo punto di questo decalogo di 10 mosse politiche da parte soprattutto degli Stati Uniti: arginare l'ascesa dello Stato islamico in Libano. Tra il 1.200.000 rifugiati siriani presenti in Libano si nascondono infatti migliaia di jihadisti legati ad Al-Qaeda e allo Stato islamico. L'ISIS. Sabato in Siria è stato decapitato un soldato libanese rapito oltre confine. Il partito filo saudita di Rafik Hariri, nemico giurato di Hezbollah e della Siria, sembra pronto a un drastico cambio di posizioni. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita potrebbero garantire l'intelligence e i mezzi necessari per lo smantellamento delle cellule jihadiste. L'Iran potrebbe dare il via libera alle milizie sciite per una riconciliazione nazionale. E poi ancora altra tappa: convincere Israele a ripulire il Golan. Finora Israele ha assistito senza prendere posizione alla guerra civile combattuta in Siria. Dopo l'offensiva lanciata sul versante siriano del Golan dagli al-Qaidisti del gruppo Jabhat al-Nusra e la fuga delle truppe dell'ONU, i gruppi jihadisti minacciano direttamente Israele. Le pressioni statunitensi e la situazione sul terreno potrebbero indurre il governo israeliano ad accantonare la strategia anti-iraniana per favorire un intervento per l'eliminazione di presenze di Al-Qaeda nel Golan. Ultima questione, la questione russa. La base navale di Tartus in Siria è l'ultimo avamposto russo nel Mediterraneo. Vladimir Putin è anche un nemico giurato del terrorismo islamista. Non a caso, centinaia di ceceni combattono in Siria tra le fila dello Stato islamico e degli altri gruppi jihadisti. Una ricomposizione della crisi ucraina potrebbe spingere Putin a impegnarsi più direttamente nel processo di riconciliazione in Siria,
facilitando il confronto con lo Stato islamico sul terreno, insomma mediare sull'Ucraina e coinvolgere Putin, scrive Gian Michalessini. Questo decalogo sulle cose utili, razionali da fare o che si dovrebbero fare per sconfiggere gli jihadisti. Sempre dal giornale c'è anche, ma sul suo blog c'è anche l'articolo di Marcello Foa sul suo blog, appunto, a proposito dell'altra verità sull'ISIS e sui suoi aguzzini. Si leggono titoli in questi giorni sconvolti e giustamente indignati per la decapitazione del giornalista statunitense Foley a opera dell'ISIS, cioè dei fondamentalisti islamici che stanno occupando ampie parti del Medio Oriente e dell'Iraq, un gruppo che, come emerge anche nel filmato della decapitazione, oggi proclama il proprio odio per gli Stati Uniti. Una storia già vista, terroristi contro la superpotenza americana, scrive Marcello Foa. In realtà la storia è molto più sofisticata e sconvolgente, perché sono pochi gli analisti coraggiosi e indipendenti e nessuno racconta come è nato l'ISIS, l'esercito dello Stato islamico, chi lo ha voluto e chi lo ha finanziato. La risposta è sorprendente, sono gli stessi americani, con alcuni alleati, tra cui paesi del Golfo, primo fra tutti il Qatar, con il consenso, pare, di britannici e israeliani, perché l'ISIS rappresenta un'evoluzione di quelle bande armate composte da criminali e fanatici che gli Stati Uniti, assieme agli alleati, hanno appoggiato e armato nel tentativo di rovesciare il regime siriano di Assad, come noto da tempo da più fonti. E sarebbe stato confermato recentemente, tra gli altri, da Snowden, la famosa talpa di Wikileaks, svelando documenti ufficiali dell'agenzia americana National Security Agency. In internet girano anche le foto di John McCain, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti sconfitto da Obama, ma utilizzato da Obama anche per missioni in Europa, come abbiamo visto nel caso della Bulgaria e della Ucraina. Girano foto di John McCain che nel febbraio 2011 incontra i cosiddetti ribelli siriani, tra cui anche gli attuali leader dello Stato islamico, e li definisce dei moderati. Sono quegli stessi moderati che, preso atto dell'impossibilità di rovesciare Assad, il presidente siriano, si sono staccati dalla Siria e hanno iniziato a invadere l'Iraq, mettendo in difficoltà il governo iracheno e mettendo alle strette i curdi, cioè altri amici e alleati degli americani. Oggi l'ISIS, lo Stato islamico, appare come un'entità autonoma. È improbabile che sia ancora sostenuto e foraggiato dagli Stati Uniti, ma non sarebbe mai esistito se qualche dottor Stranamore, scrive Marcello Foa, non avesse ceduto alla tentazione di fare strane e tortuose alchimie in Medio Oriente, tipiche delle strategie da 007, ma dall'esito, come sempre in questa zona nel mondo, imprevedibile. Oggi l'Iraq, liberato dagli americani, è devastato da ribelli che non avrebbero mai avuto questa forza se non fossero stati inizialmente sostenuti e armati dagli stessi americani. A pagarne il prezzo è stato il giornalista statunitense James Foley, drammaticamente e spettacolarmente decapitato, e con lui milioni di persone costrette alla fuga, catturate, torturate e uccise in una zona che doveva conoscere libertà e democrazia dopo 10 anni di occupazione militare americana e che invece sprofonda nella disperazione e nel caos. Verrebbe da dire complimenti apprendisti stregoni. Qualcuno potrebbe rinfacciare agli Stati Uniti e ai suoi alleati la loro tragica faciloneria, sempre che il caos nella regione non sia voluto o perlomeno gradito, ma questo sarebbe un altro discorso. Da apprendisti strateghi o da maestri di cinismo. Ne riparleremo, scrive Marcello Foa, che poi sottolinea: la maggior parte dei lettori ha apprezzato questo articolo, qualcuno ha legittimamente contestato la mia tesi sostenendo che non fornivo prove. Mi permetto di pubblicare qui sotto, e sulla pagina del blog lo trovate, alcuni link, alcuni collegamenti internet che dimostrano, scrive Marcello Foa, che dimostrano esattamente. Il blog è sul sito del giornale, tra l'altro, il blog di Marcello Foa, lo trovate facilmente con una semplice ricerca su Google, blogilgiornale.it, Marcello Foa. In ogni caso, Foa poi include nel suo articolo una serie di link di altri siti internet che dimostrano la tesi centrale, cioè che gli Stati Uniti e i loro alleati, il Qatar in
primo luogo, e i paesi del Golfo, hanno armato, addestrato e finanziato i ribelli siriani definiti moderati, quegli stessi moderati che ora tentano di imporre il califfato in Iraq. C'è un servizio della PBS, la TV pubblica americana, riportato sul sito di Marcello Foa, il servizio sugli addestramenti americani ai cosiddetti ribelli, inclusi coloro che poi sarebbero diventati gli effettivi dello Stato islamico. C'è anche il quotidiano israeliano Haaretz, un servizio sugli americani che armano i ribelli in Siria, un paio di link alla Reuters, Susan Rice che ammette alla CNN stiamo armando i ribelli, e riguardo a McCain lo scoop del Daily Beast che ha svelato il viaggio segreto del senatore americano in Siria. Fonti autorevoli e riconosciute, può bastare o avete ancora dubbi? Scrive Marcello Foa.
L'improvviso di 899, opera 90 numero 2 di Franz Schubert, interpretato da Murray Peraia. Ma torniamo brevemente alla questione di politica estera con un articolo, sempre dalla scorsa settimana. Ogni tanto vale la pena anche di recuperare articoli che non abbiamo potuto approfondire nel corso dei giorni passati. L'articolo in questione a firma di Paolo Raffone, comparso su Italia Oggi mercoledì scorso, 27 agosto. Un grande business per gli Stati Uniti, era il titolo del pezzo a proposito di geopolitica. Per ogni dollaro investito nella seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti ne ricavarono 8 e si assicurarono il controllo dell'Europa occidentale. La seconda guerra mondiale, dal punto di vista del risultato economico per gli Stati Uniti, fu di 8 dollari per ogni dollaro investito nel conflitto. Sul piano geopolitico significò la presa di controllo dell'Europa occidentale e il passaggio di consegne dei territori medio orientali, fino allora controllati dall'Inghilterra, col famoso incontro tra Roosevelt e il re saudita nel 1945 a bordo di un incrociatore americano. Da lì in avanti l'influenza sul Medio Oriente passa nelle mani degli Stati Uniti. La dollarizzazione del mondo, iniziata con gli accordi di Bretton Woods negoziati tra 44 paesi nel luglio del 44, entrati in vigore nel 58, serviva a imporre un nuovo standard di dominio, il sistema monetario e finanziario. Nonostante ciò, dopo la sconfitta militare in Vietnam, apparve chiaro che si doveva procedere a un ulteriore aggiustamento del sistema euro-americano, cioè mondiale. La terza rivoluzione industriale degli anni 70, scrive Raffone, ha portato l'era delle telecomunicazioni e dell'informatica che sono progressivamente diventate di massa. In coincidenza con questo evento è iniziata la compressione dei salari, la crescita delle disuguaglianze sociali e di quelle economiche, una tendenza che si è aggravata con il laissez-faire finanziario degli anni 90, la deregolamentazione finanziaria e commerciale su scala globale, la crisi del sistema finanziario americano nel 2007 e poi l'installarsi della recessione economica in Europa. Tutto ciò pone serie domande sulla possibilità di tenuta dei sistemi socio-economici euroamericani. Dietro l'urgenza dei singoli eventi critici, la crisi economico-finanziaria del 2007-2008, le primavere arabe, la guerra civile siriana, la crisi in Ucraina, si profila una crisi più comprensiva di tutte le determinanti fondamentali dell'ordine internazionale, dal progetto ambizioso di ordine mondiale concepito all'inizio degli anni 90 su iniziativa americana, fino alla legittimità delle istituzioni interne e internazionali che avrebbero dovuto sostenerlo, fino allo smottamento dell'ordinamento politico-giuridico in senso lato, moderno, edificato sulla duplice centralità dell'Occidente nel mondo e della figura dello Stato all'interno dell'Occidente. La domanda pressante, scriveva Paolo Raffone, è la seguente: se il dollaro americano è la pietra miliare del sistema euro-americano e mondiale instauratosi dopo il 1945, con quali strumenti si può perpetuare quella dominanza che finora è stata garantita dagli accordi di Bretton Woods, dalla NATO e dalla superiorità militare e nucleare? La prima leadership che è irrinunciabile per gli Stati Uniti è la dominanza nei rapporti transatlantici, senza i quali si vedrebbero ridotti al ruolo che avevano prima della Prima Guerra Mondiale. La seconda leadership necessaria per gli Stati Uniti per mantenere un vantaggio mondiale e poi nei confronti della Russia e sul piano geostrategico e dei BRICS, paesi come appunto Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica sul piano finanziario. La guerra in Ucraina e le tensioni da nuova guerra fredda non sembrano sufficienti. Il caos mondiale non è cosa nuova, tuttavia con i mezzi di oggi si può tentare di governarlo cercando di trarne profitto. Questo sembra essere il messaggio di guerra non dichiarata degli Stati Uniti al resto del mondo. Un grande business per gli Stati Uniti, scrive Paolo Raffone su Italia Oggi, mercoledì 27 agosto. Per quanto riguarda invece, andando a cose un pochino più modeste, ma delle quali in Italia si parla come se fossero cose importantissime, cioè la nomina della ministra degli esteri attuale, Mogherini, a ministra degli esteri europea, Lady PESC, come definiscono e titolano i giornali, c'è un utile pezzo, anche perché è sintetico, quindi doppiamente utile, di Manuela Conte sul sito formiche.net.
i veri poteri che avrà Mogherini come ministra degli esteri europea. Il Consiglio europeo straordinario di Bruxelles ha infatti nominato il premier polacco Tusk presidente dell'Unione Europea e Federica Mogherini alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza europei. La parola passa al Parlamento europeo, che dovrà esaminare e vagliare, attraverso il voto nella Commissione Affari Esteri dell'Europarlamento, le nomine. E il sito formiche.net, Manuela Conte, ricorda che in passato il Parlamento europeo ha anche bocciato alcune candidature. Si dovrà attendere l'audizione dell'alta rappresentante designata Mogherini affinché la nomina si traduca in un incarico effettivo. Dopodiché, quali poteri effettivi avrà? Quali sono i poteri concreti dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza? Questo è il significato della definizione di Lady Pesk, alto rappresentante per gli affari esteri e politica di sicurezza europei. Quali sono i suoi poteri? Che poteri avrà Mogherini? In effetti, stando al trattato, si tratta di una poltrona di prestigio, ma priva di poteri concreti, il trattato europeo. Ai sensi dell'articolo 24 del trattato, la politica estera e di sicurezza comune è attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea all'unanimità. Non spetta dunque all'alto rappresentante, cioè alla ministra Mogherini, prendere alcuna decisione. Rimane una competenza collegiale. Inoltre, l'articolo 15 del Trattato europeo attribuisce la rappresentanza esterna dell'Unione europea per le materie di politica estera al Presidente del Consiglio europeo, cioè casomai a Donald Tusk. Nel testo non è chiaro in che modo vengano divise le competenze tra Presidente del Consiglio europeo e alto rappresentante, cioè la ministra Mogherini. Quindi la divisione dei ruoli è affidata alle consuetudini. Si pone quindi due domande Manuela Conte a questo punto. È stato davvero un successo insistere su questa candidatura o sarebbe stato meglio insistere su un portafoglio più proficuo per l'Italia, considerando che in politica estera, secondo il trattato, non è prevista alcuna possibilità di adottare provvedimenti legislativi? Cioè non sarebbe stato meglio, come hanno fatto i tedeschi, prendersi un commissariato come quello per l'energia, che è piuttosto succoso e importante e concreto, e non un commissariato che non conta assolutamente nulla come il Ministero degli Esteri europeo? Avrà ragione il quotidiano francese Le Monde quando scrive che con la nomina della Mogherini saranno soddisfatti quei paesi che non vogliono un peso massimo politico come rappresentante degli affari esteri europei, perché profili troppo alti potrebbero intralciare le ambizioni nazionali dei paesi che contano, come Francia e Germania? Insomma, va bene la Mogherini perché tanto non conta nulla in sé il ruolo, e in più lei non ha neanche il peso politico per impensierire Germania e Francia in primis. Queste le domande che si pone Manuela Conte nell'articolo Ecco i veri poteri che avrà Mogherini, nuova Lady Pesk, sul sito di formiche.net. Noi però ci congediamo con la musica, Ashkenazi e Perlman, che suonano di Brahms ancora la sonata opera 108 numero 3. Buon ascolto.